Buongiorno e bentrovati al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Etna e polemica sulla presenza di turisti in quota. Nonostante l'allerta e i divieti regna l'anarchia. Il sindaco di Belpasso: poteva essere un'altra Pompei, è stata solo fortuna. Proseguono le indagini per chiarire il movente dell'omicidio del pasticcere avvenuto a Onnina. Oggi pomeriggio sarà eseguita l'autopsia, domani alle 16:30 i funerali in cattedrale a Catania. Le nostre telecamere ormai fisse su Corso Sicilia. Dopo i servizi dei giorni scorsi e la morte di Santo Re, aumentano i controlli anche nel parcheggio di AMTS. Stamattina nuovo sopralluogo del sindaco Trantino. Carabinieri e polizia municipale presidiano l'area. Droghe scommesse, a Palermo blitz antimafia a Porta Nuova, 16 arresti e 29 indagati. L'operazione odierna dei carabinieri è il seguito della maxi retata di febbraio, in cui furono arrestate 181 persone. 2 aggressioni, una a Messina e l'altra a Palermo, ai danni di donne, ripropongono il tema della violenza. A Messina l'episodio è avvenuto nella stessa zona dove fu aggredita Sara Campanella. 5 ore di coda sull'autostrada Palermo-Catania. Cantieri aperti nel tratto tra Casteldaccia e Altavilla mandano in tilt il traffico sulla A19 e adesso si teme per la stagione estiva ormai alle porte. Oggi è la giornata mondiale della bicicletta. Secondo l'ultimo report Ipsos, quasi un italiano su 2 ha una bici. Il 26% la usa per fare sport, ma per recarsi al lavoro la percentuale scende al 10%. E poi il calcio, tempo di valutazioni in casa delle squadre siciliane. L'unica ad avere ancora aperta la stagione è il Siracusa, che domenica si giocherà lo scudetto dei dilettanti. A Catania tiene banco il futuro del direttore sportivo. Ben trovati al TG Sicilia. Dopo l'eruzione dell'Etna scoppia la polemica sulla presenza di turisti in quota nonostante l'allerta massima e i divieti. Poteva essere un'altra Pompei, dice il sindaco di Belpasso Caputo, che chiede chi deve vigilare sui luoghi. Rincara la dose Russo Morosoli. Sul versante nord vige l'anarchia. Eva Spampinato. Ieri si è corso un rischio importante. Ritengo sia stata una giornata davvero fortunata, perché poteva avvenire la perdita di vite umane. Avremmo vissuto una Pompei in diretta. Il paragone può sembrare esagerato, ma quello che si è verificato ieri sull'Etna è lo stesso fenomeno che interessò Pompei, ovvero un'immensa nube ardente che correva veloce sul fianco del vulcano, un flusso di materiale magmatico e gas ad altissime temperature. Là c'è una temperatura che va dai 400 agli 800 gradi. All'indomani delle immagini che hanno fatto il giro del mondo e hanno anche creato allarme tra chi non è abituato agli spettacoli naturali che regala l'Etna, la polemica corre veloce e riguarda le guide turistiche, la sicurezza, i controlli, il rispetto delle regole. Innanzitutto dovrebbero vigilare le guide che si portano i loro clienti, ne hanno la piena responsabilità. Il sistema di preallerta Etnas ha funzionato alla perfezione. Alle 5:30 del mattino l'allarme è stato recepito dai 13 sindaci dei comuni interessati, dalle forze dell'ordine, dal consorzio delle guide turistiche. Vietato oltrepassare quota 2500 metri. Ma nessuno a vigilare, nessuno a intervenire. I turisti intenti a scappare si trovavano ben oltre quota 2008. Invece alcune guide inconsciamente sono arrivate soprattutto sul versante nord a Piano delle Concazze, ma non si sono limitati a fermarsi a Piano delle Concazze per portarsi verso la sella tra il cratere di sud-est e il cratere di nord-est, che era un punto oggettivamente pericoloso. Mentre sul versante sud escursioni annullate e regole rispettate, a nord è stato il caos, turisti in fuga, guide improvvisate e anarchia, denuncia Francesco Russo Morosoli, patron della funivia dell'Etna. E questo mette a rischio appunto vite umane e mette a rischio anche l'economia di una zona. Le guide di Etna Nord intanto si giustificano. Eravamo in sicurezza, ma bastava un attimo perché accadesse una tragedia. Sarà eseguita nel primo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Santo Re, il pasticcere catanese ucciso a coltellate nel borgo di Onnina lo scorso 30 maggio da un posteggiatore abusivo dello Zimbabwe. Domani i funerali della vittima alle 16:30 nella cattedrale. Emanuela Corsi.
Sarà eseguita nel primo pomeriggio presso l'Istituto di Medicina Legale di Catania l'autopsia sul corpo di Santoré, il pasticcere ucciso a coltellate nel borgo di Ognina lo scorso 30 maggio da John Obama, posteggiatore abusivo dello Zimbabwe. Dopo l'esame autoptico effettuato dalla dottoressa Monica Salerno, verrà dato il nulla osta per il rilascio della salma alla famiglia e consentire così i funerali che si svolgeranno domani alle 16:30 nella cattedrale. Intanto Innocent Akabue, conosciuto come John Obama, ieri davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l'arresto ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad incastrare il 37enne 2 testimoni oculari e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Lo vediamo in piazza Mancini Battaglia, intento a fuggire via dopo il delitto. Obama è stato bloccato dalla polizia in viale Alcide De Gasperi all'incrocio con via del Rotolo, con i vestiti e le mani ancora sporche di sangue. In tasca il decreto di espulsione che non è mai stato eseguito. Non emerge ancora un movente chiaro dell'omicidio. Santoré, terminata la giornata lavorativa, stava raggiungendo la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo di Ognina. A metà della rampa il 37enne ha sferrato alcuni fendenti con un grosso coltello da cucina in direzione del pasticcere, che ha provato invano a difendersi. Santoré, secondo i testimoni, conosceva bene l'indagato, al quale spesso offriva da mangiare. Forse proprio il cibo sarebbe stata la causa della furia omicida. Il giovane stava portando a casa alcune granite che Obama avrebbe preteso. Di fronte al rifiuto, la reazione violenta. Le telecamere di Antenna Sicilia ormai fisse sul Corso Sicilia. Dopo i nostri servizi e la morte di Santoré ad Ognina aumentano i controlli nel parcheggio di AMTS. In mattinata nuovo sopralluogo del sindaco Trantino, l'area presidiata da carabinieri e polizia municipale. Il servizio di Tonino De Mana. L'ondata emotiva per la morte di Santoré, i nostri servizi continui e pressanti su Corso Sicilia e dintorni, l'esasperazione di automobilisti e residenti contro i parcheggiatori abusivi organizzati in bande che chiedono soldi anche per acquistare alcolici o crack. Si vedono nel piazzale che barcollano, si esibiscono in balletti o in strane esternazioni, uno di questi addirittura sotto lo sguardo del sindaco Trantino. È un'emergenza nell'emergenza quella che si vive nel centro storico di Catania, dove ogni giorno si contano decine di auto danneggiate. Vetri in frantumi per due motivi: non hai pagato il pizzo al parcheggiatore di turno, oppure per arraffare quel che c'è sulla macchina e monetizzare per acquistare la droga. Mentre eravamo in giro a documentare sentiamo una sirena. Si tratta di un'auto dei carabinieri che interviene a San Berillo per il malore di un extracomunitario, presumibilmente dopo una dose di crack. Nel parcheggio di Corso Sicilia continua l'attività dei parcheggiatori abusivi, che però vedono ridursi notevolmente l'orario di lavoro. Perché? Semplice. Carabinieri e polizia municipale presidiano l'area e intervengono chiedendo documenti, alcuni non li avevano, e chiedendo ausilio per trasferirli in caserma e procedere finalmente al fotosegnalamento. Qualcuno tira un sospiro di sollievo. Qua dietro c'è il Bronx. Il problema non sono le prostitute, il problema è c'è evidentemente tantissima brutta roba che gira. La sera specialmente non c'è nessuno qua, non c'è un presidio, almeno finora non ce n'è stato. Il controllo ci vuole perché comunque sia c'è troppo disordine soprattutto per le donne. Ma bastano i controlli? No. Basteranno questi controlli o serve altro, alias spedirli in patria se non in regola con il permesso di soggiorno? Domani intanto è prevista una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Controlli a 360 gradi della Polizia di Catania nel quartiere San Berillo Vecchio, identificate 43 persone, alcune delle quali con precedenti penali. Scoperto inoltre un grosso quantitativo di droga abbandonata in strada. La squadra cinofila ha infatti trovato marijuana e hashish nascosti, non soltanto nelle intercapedini dei muri di vecchi edifici ormai disabitati, ma anche in mezzo a sacchetti di spazzatura lasciati in strada. Controllate 6 attività per le quali sono scattate sanzioni per oltre 9.000 euro. Durante i controlli i poliziotti si sono imbattuti in situazioni di degrado per le quali è stata chiesta la collaborazione del servizio di nettezza urbana del comune, che è intervenuto per fronteggiare l'abbandono selvaggio di rifiuti e per rimuovere divani, sedie, materassi e altri rifiuti ingombranti lasciati tra le strade e i cortili del quartiere. Blitz antimafia a Palermo, a Porta Nuova, 16 arresti e 29 indagati. Droghe scommesse, i canali finanziari di Cosa Nostra. L'operazione odierna dei carabinieri è il seguito della maxi retata di febbraio in cui furono arrestate 181 persone. Sentiamo Marco Gullà.
16 arresti e 13 obblighi di dimora, azzerato il mandamento di Portanova a Palermo, 29 misure cautelari in tutto, eseguite stanotte dai carabinieri e che sono il seguito della maxi operazione di febbraio in cui furono arrestate 181 persone. Emerge una Cosa Nostra legata alle regole dei padri fondatori, ai suoi antichi riti e al tradizionale repertorio criminale fatto di estorsioni, traffico di droga e scommesse clandestine online, ma anche capace di ricorrere ai moderni mezzi di comunicazione per cercare di sfuggire alla pressione investigativa. Una mafia coesa, violenta e vitale che può contare su un'allarmante disponibilità di armi, si legge nella nota dei carabinieri. La mafia gestisce direttamente le piazze di spaccio o impone una tassa ai pusher nel caso in cui deleghi il lavoro sporco. In ogni caso i boss controllano i canali di approvvigionamento. Le sostanze principalmente spacciate sono cocaina e droghe sintetiche. Nel frattempo Cosa Nostra impone i pannelli di gioco per le scommesse. Chi sbaglia viene punito con brutali pestaggi e poi anche investimenti in attività economiche apparentemente lecite. Per smarcarsi dalle intercettazioni Cosa Nostra effettuava telefonate tramite app o anche videochiamate. Canali nuovi che però sono stati prontamente percorsi dagli investigatori arrivati alle fonti. Gli indagati non erano stati inclusi nei provvedimenti dello scorso 11 febbraio nell'operazione Grande Inverno che aveva portato in carcere 181 persone. 2 aggressioni, una a Messina e l'altra a Palermo ai danni di donne, ripropongono purtroppo il tema della violenza. A Messina l'episodio è avvenuto nella stessa zona dove fu aggredita Sara Campanella. Francesco Triolo. La zona è la stessa in cui è stata aggredita a morte Sara Campanella lo scorso 31 marzo. Per fortuna però questa volta ad assistere all'aggressione di una ragazza di 29 anni da parte dell'ex, un 49enne già nota alle forze dell'ordine, c'era un carabiniere libero dal servizio che ha notato il litigio nei pressi dello Stadio Celeste. L'uomo avrebbe aggredito l'ex compagna rubandole il telefono cellulare e allontanandosi a piedi, ma la segnalazione del militare che ha soccorso la vittima ha fatto scattare l'intervento della Gazzella dell'Arma, che ha rintracciato e bloccato l'uomo conducendolo in caserma dove sono scattate le manette. Le accuse sono atti persecutori, rapina ed evasione dagli arresti domiciliari a cui era in atto sottoposto per altra causa. Il 49enne adesso è ai domiciliari, mentre la ragazza, medicata al pronto soccorso del Policlinico, ha avuto una prognosi di 20 giorni. Da Messina a Palermo, storia di un'altra aggressione. Nella zona di Via Macheda la notte scorsa un uomo ha provato ad accoltellare la moglie e poi ha appiccato un incendio all'abitazione. L'allarme è scattato poco prima delle 3 quando sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco a generare l'aggressione, una lite tra i 2 coniugi. La donna è stata soccorsa al 118 mentre l'uomo è stato arrestato dalla polizia che sta indagando per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. La Procura di Gela ha chiesto il giudizio immediato per un collaboratore scolastico di 67 anni di una scuola media di Gela accusato di avere lo scorso marzo fatto delle avance fisiche su una giovanissima alunna durante l'orario di lezioni. L'uomo è stato già sottoposto alla misura cautelare personale della sospensione dai pubblici uffici emessa dal GIP di Gela su richiesta del PM Fabrizio Furnari. Inferno sull'autostrada Palermo-Catania, 5 ore per uscire ed entrare nel capoluogo nella giornata di ieri. Cantieri aperti nel tratto tra Casteldaccia e Altavilla e adesso si teme per la stagione estiva ormai alle porte. Marco Gullà. Quella che doveva essere ieri una serena giornata di festa per molti automobilisti e turisti si è invece trasformata in un incubo. A 19 una giornata di traffico intenso, lunghissime chilometriche le code in uscita e soprattutto in entrata a Palermo. Per uscire dal capoluogo e superare il cantiere su viadotto Perriera si impiegava in media 2 ore. Tanto è stato necessario per percorrere circa 10 chilometri e arrivare nel tappo tra Casteldaccia e Altavilla. Un cantiere che è stato consegnato a settembre del 2024 e i cui lavori è previsto finiscano a marzo 2026. Maggiori disagi al ritorno perché in direzione Palermo i cantieri sono 2 a pochi chilometri di distanza. Il primo sempre il viadotto Perriera, il secondo a Bagheria di 1 chilometro per rifare le barriere. E fino a tarda notte la situazione è quella che vedete in queste foto. Tantissimi turisti arrivati da Siracusa per assistere alle tragedie greche hanno impiegato 6 ore per raggiungere il capoluogo. Il presidente della regione Renato Schifani, in qualità di commissario
commissario governativo per i lavori sulla 19 sta valutando l'ipotesi di ritirare le deleghe ai 2 subcommissari per i forti disagi causati dai cantieri aperti sull'autostrada. Uno scenario che a questo punto si ripeterà anche nelle settimane successive, soprattutto nel weekend. I presidi ospedalieri di Acireale Giarre sono gli unici beneficiari di un progetto finanziato dal PNRR che si potrebbe estendere anche in altri distretti dell'ASP di Catania. È mirato a ridurre i ricoveri e a migliorare la gestione domiciliare dei pazienti fragili. Il bilancio di un anno nelle parole del direttore sanitario del presidio Acese, Simona Mazzone. È attivo da un anno nei presidi ospedalieri di Acireale Giarre e sta cominciando a dare i frutti sperati il progetto finanziato con oltre 1.100.000 euro dal PNRR, mirato a migliorare la gestione domiciliare dei pazienti fragili over 65, prevenendo così accessi inappropriati al pronto soccorso e degenze ospedaliere prolungate. I dati sono positivi per un modello che potrebbe coinvolgere ancora più territori gestiti dall'ASP di Catania. I risultati di un anno intanto evidenziano un incremento significativo del 120% delle dimissioni protette rispetto all'anno precedente. Quello che sta succedendo come risultato è che intanto abbiamo intercettato quasi 600 pazienti, il target era previsto, era di 270, perché abbiamo incluso non soltanto i 2 distretti che sono quelli del progetto, quindi che riguardano i distretti sanitari di Acireale Giarre, ma abbiamo intercettato anche altri pazienti provenienti dai distretti sanitari nell'ambito dell'ASP di Catania. Il progetto si articola in 2 fasi, una intraospedaliera del paziente ricoverato e una extraospedaliera. C'è un'azione di concertazione anche con i parenti, quindi i parenti vengono coinvolti in prima linea, e quello che si sta cercando di ottenere, che di fatto è stato così, è la conversione. Anziché attivare molte più RSA, si è invertito questa proporzione e gli anziani hanno la possibilità di essere assistiti al proprio domicilio. Il bacino di riferimento comprende 17 comuni dell'area ionico-etnea da Acireale a Castiglione di Sicilia. Il progetto ha ottenuto una proroga per altri 3 anni. A Caltagirone la possente scala è stata illuminata con 1.800 luci per simboleggiare libertà e pace, un'iniziativa che ha coinvolto tantissimi cittadini e turisti, allestita ieri sera per omaggiare la festa della Repubblica. Simona Mazzone. Eccola, la scala di Caltagirone illuminata in tutta la sua magnificenza. Su iniziativa dell'amministrazione comunale in collaborazione con l'AMPI, uno spettacolo unico al mondo per la festa della Repubblica. Un disegno di Antonio Navanzino, allestito da Mario Russo, composto da 1.800 coppi, ritrae il papavero della resistenza e della libertà nel corpo centrale. Alla base 7 fiori di papavero in omaggio ai fratelli cervi, simbolo del martirio delle dittature, e 7 boccioli a indicare che la resistenza rinasce nel momento in cui si rischia di compromettere la libertà. In alto 3 colombe che richiamano proprio la libertà con i colori della bandiera italiana. 5 azzurre rappresentano i continenti, speranza e auspicio di ritrovare la pace nel mondo. La Repubblica è figlia di tutti coloro che persero la vita per la nostra libertà e per costruire la nostra democrazia, e l'abbiamo realizzata nel nostro monumento identitario, nella nostra scala, con una luminaria straordinaria che ha accolto migliaia e migliaia di persone per ribadire ancora una volta l'esigenza di lavorare tutti per costruire una società più giusta ispirata ai valori della pace, della solidarietà e della multiculturalità. Prossimo appuntamento con la scala illuminata il 24 e 25 luglio in occasione dei festeggiamenti per il patrono di Caltagirone, San Giacomo. Nella giornata mondiale della bicicletta, chi può ne approfitta per fare una passeggiata. Ancora pochi ciclisti che la usano per andare al lavoro, ma c'è ottimismo. Il presidente della FIAB Menna al nostro TG. Con la bici promuoviamo un futuro più sicuro. Francesco Aloi. Quanto è comodo andare in bici? Abbastanza, comodissimo, risparmi tanto tempo, è divertente. Dalla musica al cinema, naturalmente passando per la vita di tutti i giorni. Negli ultimi anni, soprattutto nel post-Covid, la bici sta diventando sempre più protagonista. Oggi è la sua giornata. Io ad esempio sono insegnante di motori, ai miei bambini all'elementare dico di venire a scuola in bici.
E loro vengono? Alcuni sì. Economica, ecologica e soprattutto salutare. La bicicletta è il mezzo ideale per una mobilità sostenibile. Ridurre il traffico, l'inquinamento, lo stress e migliorare la qualità della salute delle persone. Per FIAB promuovere la bici è promuovere un futuro più sicuro. Sono sempre di più i chilometri di piste o corsie dedicate alle bici. Le strade delle nostre città si stanno trasformando tra favorevoli e contrari, anche se spesso restano deserte, o quasi. Dovrebbe essere sfruttata di più questa situazione di camminare in bici. Ancora non viene accettata da tutti. Secondo l'ultimo report Ipsos, quasi un italiano su 2 ha una bicicletta. Il 26% la usa per fare sport, ma per recarsi al lavoro la percentuale scende al 10%. Però, se volete evitare il grande traffico, sappiate che una soluzione c'è: andare in bici, sempre che non piova. E parliamo di arte. Scicli riabbraccia Piero Guccione nell'anno in cui si celebrano i 90 anni dalla nascita del pittore. Oli, pastelli e grafiche sono ospitati nelle 2 stanze di Piero al convento del Carmine. Veronica Barbarino. Mi ritrovo nel piccolo universo della pittura, mi piace farla, le dedico tutta la mia vita, ma so anche di essere un Don Chisciotte che usa lo scudo e la lancia nell'età dei missili. È con queste parole di Piero Guccione che a 90 anni dalla sua nascita, Scicli, città natale del definito Leopardi della pittura, apre l'esposizione antologica a lui dedicata. Un universo creativo in cui i colori raccontano un'infinita ricerca tra la luce del Mediterraneo, il silenzio del paesaggio e la profondità del tempo. Questo spazio è costruito come se fossero 5 microinstallazioni con 5 titoli che scandiscono i vari periodi di Piero Guccione, 5 sequenze, fotogramma dopo fotogramma, e fanno parte di una grande macro installazione in cui il visitatore viene avvolto e abbracciato dalle opere di Piero Guccione, dai primi anni 60 fino all'ultimo olio del 2014 in cui Guccione dipinge la luce. Le 2 stanze di Piero al convento del Carmine a Scicli ospitano quindi una 50 tra oli, pastelli e opere grafiche provenienti da collezioni private che toccano i vari periodi creativi di Guccione e racchiudono l'essenza stessa del suo lavoro, una continua esplorazione del visibile e dell'invisibile, intima e rigorosa. Come lo raccontava Alberto Moravia, fuori dalla storia, tenuto alla passione e a quella soltanto. La mostra è fruibile fino al 7 settembre. E adesso una pausa, ci ritroviamo tra poco con il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo allo sport, tempo di valutazioni in casa delle squadre siciliane, l'unica ad avere ancora aperta la stagione è il Siracusa che domenica si giocherà lo scudetto dei dilettanti. A Catania tiene banco il futuro del direttore sportivo, Francesco Triolo. Sarà quasi certamente la settimana in cui in casa Catania si dovranno stringere i discorsi relativi alla programmazione della prossima stagione. L'unico punto certo al momento è la partenza per il ritiro fissato per metà luglio a Norcia. Per il resto c'è da verificare tutto o quasi, a cominciare dalla composizione dello staff dirigenziale. La scelta se proseguire con Daniele Faggiano oppure no dovrebbe essere presa in questi giorni, dopo le valutazioni nelle scorse settimane. L'ipotesi che il dirigente possa andare via è stata suffragata dalle voci che vorrebbero a Catania un ritorno di Guido Angelozzi. Tutto però è da definire. Sembra più salda la posizione di Mimmo Toscano in panchina, ma è una valutazione che verrà fatta dopo. Intanto però si guarda anche al parco giocatori, si va verso la conferma di un blocco come quello difensivo di Ini, Gherardi, Di Gennaro, quindi Di Tacchio, Raimo, Guglielmotti, oppure Jimenez, Lunetta, Stoppe Inglese in attacco. Il resto è tutto da valutare. Valutazioni in corsa anche per il Siracusa, pur se la stagione non è ancora conclusa. Gli azzurri infatti domenica prossima si giocheranno lo scudetto dei dilettanti in gara unica contro il Livorno in campo neutro, un traguardo che la squadra di Turati vuole a questo punto centrare. Stagione conclusa al Trapani dove si lavora sul mercato, intanto in uscita diversi giocatori che non hanno convinto, tra questi l'attaccante ongaro arrivato a gennaio, ma senza incidere. Sempre complicata la situazione a Messina, l'ex presidente Sciotto starebbe cercando di evitare il fallimento attraverso alcuni pagamenti in extremis prima dell'udienza del 10 giugno.
ma pesa il meno 14 in classifica con cui si ripartirebbe l'anno prossimo. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, prossima edizione alle 20. Grazie per averci seguito e buona giornata.